Quando hanno messo mano alla condotta fognaria in via Nettuno a San Leone, gli operai di Girgenti Acque forse non immaginavano di trovarsi davanti a una situazione così complicata. Fatto sta che pur lavorando giorno e notte non sono riusciti ancora a venire a capo del problema, con strada chiusa e caos infernale nelle traverse interne che a causa delle buche come quelle nella via Restivo non garantiscono una regolare circolazione, tra l'altro vietata alle due ruote come indicano i cartelli. Insomma, caos totale con gli utenti dei mezzi pubblici che non possono ancora usufruire del servizio e c'è poco da stare allegri ascoltando l'ingegnere Barrovecchio di Girgenti Acque che abbiamo contattato per capirci qualcosa su quello che succede al lido di Agrigento. Siamo, dice l'ingegnere, in presenza di condotta a 5 metri di profondità, per cui il lavoro diventa più complicato. Sul posto ci sono 3 mezzi in azione con gli operai che lavorano anche di notte. Abbiamo cercato di liberare la condotta, aggiunge il tecnico di Girgenti Acque, ma siamo stati costretti a fare lo scavo che a sua volta ha creato altre difficoltà. Non so quali altre complicazioni avremo, dice il tecnico. Il mio auspicio comunque, conclude, è di riaprire la strada tra oggi e domani. Auguriamoci che sia vero a questo punto, anche perché a San Leone, per quanto riguarda il traffico, in questi giorni che precedono il Ferragosto esiste solo una terribile Babele.